Dal monitoraggio dello spaccio in Campomarzo, dai controlli straordinari di sicurezza urbana alla scoperta di una cantina perfettamente organizzata come una serra alle porte del centro storico di Vicenza, dove padre e figlio si erano dati alla coltivazione non di erbe aromatiche, ma bensì di marijuana. 7 le piante rinvenute dagli agenti delle volanti una volta fatte irruzione nello scantinato. Oltre alle piantine di marijuana che abbiamo rinvenuto e che erano ancora in crescita, quindi non ancora pronte per poi dare il prodotto finito finale, abbiamo trovato praticamente dei sistemi per schermare la luce, quindi le finestre e le porte d'ingresso, dei sistemi per mantenere la temperatura costante, per areare e per mantenere anche l'umidità a tasso costante, nonché dei prodotti per la coltivazione appunto della marijuana. Utopia Ace, Vaniglia Cash, Original Amnesia, i nomi delle qualità pregiate di marijuana, forse destinate ad una piazza qualificata di assuntori. Piantine giunte già al 60° giorno, ancora un mese e mezzo e sarebbero state pronte per la raccolta. Di certo padre e figlio, rispettivamente di 46 e 22 anni, avevano messo in piedi una coltivazione organizzatissima nel quartiere San Paolo, zona Piscine a Vicenza, con tanto di registro. La conferma appunto che la coltivazione non era un fatto episodico o dilettantistico. Abbiamo appunto trovato questo libro mastro in cui per ogni piantina erano catalogate tutte le attività compiute dal momento della semina fino al giorno antecedente il nostro ingresso. In seguito alla perquisizione dell'abitazione del 22enne, gli agenti hanno rinvenuto un bong e 5 grammi di marijuana ad uso personale. Padre e figlio, con già al loro attivo precedenti di polizia specifici per droga, sono stati denunciati a piede libero per il reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Il 22enne è segnalato anche come assuntore.